RCFM, d'Idea Ostra, Giancarlo Marsini. Buongiorno a tutti e a tutti, contento di ritrovarvi, un saluto a quelli che ci vedono a Domenica Biastel, contento di ritrovarvi con Domenico Muradia Degni, c'è di noi Giulio Nigoli che è la baspetta al nostro telefono, un saluto a Nicola Di Giacomi che si occupa di Arigi e poi un saluto a squadra di Pasta Prod. Allora oggi è un'emissione particolare, sono tutte particolari le nostre emissioni, ma interessante noi abbiamo cercato di parlare da un parere, prima con il nostro primo invitato, Stefano Bassani, che ha creato un metodo per imparare la lingua corsa. Allora, in 3 mesi mica aveva una maestria di lingua, ma ci ha da spiegare come è nata l'idea, come si basa giusto appunto per questi corsi così. E poi da qui a poco riceveremo due professori. Allora c'è Bastiano Diapini e Marcello Giurevcek che sono cullati da Iacio e tengo di sicuro a ringraziarli con parecchi studenti, elevi, ci sarà Lesia, Stella, Nadali, Luna e Livia che donc ci hanno accompagnato, ci hanno spiegato perché hanno passato qui una settimana in Bastiglia nel quadro di studi, ma questo ci ritorneremo dopo la prima canzone. Subito Stefano Bassani, buongiorno. Buongiorno. Contento donc di dirigere, vi ringrazio di aver piato la strada, perché quella di Daiaccio. Allora, è creato un metodo, si deve assai conosciuto in rete sociale, méthode SLT, insomma, mi sbaglio mica. Allora, prima di tutto, méthode SLT sono 3 lettere che vengono dall'inglese, allora se puoi appena spiegato tutto questo. SLT viene dall'inglese, viene di Suited Language Training, formazioni sopra misura. Sopra misura, voilà, adattata a una persona. Donc, sono formazioni che una persona a volta. Può dire mica abbiamo un gruppo, o cauda di abbiamo un gruppo, no. Allora, è solo per i maillot. D'accordo. Perché forse mica i giovanotti, mica i ci parlerei forse di vostro pubblico. Quando uomo va nella vostra pagina è scritto je parle corse, c'è la possibilità di parlare corso in 3 mesi. Da deci qualche spiegazione gusti di noi. In 3 mesi vuol dire dessa incapacità di capire, parlare, scambiare come si basa. E beh, ci vorrei spiegare appena come è iniziata l'affare, perché io giusto appunto faccio appena più di 10 anni che faccio i corsi di lingue, i corsi particolari, a fare così, ma anche appena in collegio, io provo appena di tutto. E quando ci vuole a pubblicare un libro, a fare una canzone, ci trovo un titolo. E poi una formazione è la stessa, c'è un titolo all'inizio della pagina. E dunque a questo momento qui io cerco gli studenti che avevo subitati per i primi 3 anni da vedere i risultati dalla data di iscrizioni alla data che sono parvenuta allo scopo. E dunque come si dice la moyenne, a media era più o meno 3 mesi tra qui da che è andata più all'estra che non era mica principianti, un po' di DHP, ma ognuno è differente, è difficile spiegare. Non forse non c'è mica una maniera di lavorare che è la stessa per ognuno, e per questo che può essere complicato a spiegarci. L'idea generale è che forse secondo la persona che vede con voi ce l'ha adattata, si già uso livello. Il principio, il fondamento veramente è l'adattazione, dunque ci adattiamo il ritmo, il livello, i bisogni. Ci adattiamo a parlare di studenti, ci adattiamo il più possibile. Dunque, dipende da un livello, da prima lezione a un momento che è stata capace a capire, a farsi capire, a parlare veramente in maniera facile, deve tutta la lezione quasi 100% in corso, sono passati 8 settimane. Ma quando si dice 3 mesi, spesso la gente mi domanda io voglio fare 6 mesi, non è mica un affare di mettere pressione, era solo ci lì a trovare un titolo, formazione. Forse può andare un po' al di là di 3 mesi. A media era più o meno 13-14 settimane, tra 8 e 17 settimane. Allora, da un principio come si basa prima i corsi sono tutti, i corsi si è adattato a un mondo di persone, ma ce ne tutti gli anni, ci andate piano piano, tappa dopo tappa, come si basa? In inglese chiamano blended learning. Allora, l'apprentissage mischiato perché ci sono
c'è un materiale diciamo digitali in cui filmetti, in cui cose da leggere e un po' di idee, di cose da ascoltare, di libri da leggere, di cose che si possono utilizzare, di come utilizzarli. Donc dipende dal livello. Certi libri non si possono mica utilizzare con i principianti, ad esempio. Certi si possono utilizzare all'inizio e dopo riutilizziamo d'un'altra maniera, dipende veramente dal caso che abbiamo, di un livello. No, per qualche sì, per dare un esempio a quelli che ci stanno assento, che ci vedono, admettiamo, vengo a Diuarama da imparare la lingua, ma bon, vengo da un continente o da un straniero, bon, comprendo, perché ne avete di noi, di queste persone nel nostro pubblico. C'è stato un cinese una volta. Ce n'è una boghe, di queste persone. Allora, come mettete in onda tutto questo lavoro d'accompagnamento, come principiare con una parola sola, non so, a pronuncia, date qualche esempio, perché ce n'è tante più su Instagram, a vostra pagina, o si può dire. Ecco, questo sarebbe una maniera di rispondere, perché questi filmetti non sono mica scritti, sono pezzi di lezione. Quando qualcuno mi domanda, bon, ma come faccio per dire j'aime le pomme, un affare così, e quando mi faccio la domanda agli studenti, dopo mi viene la spiegazione, e dopo, quando non è mica la prima volta che mi faccio questa domanda, mi dico, bon, forse sarebbe ora di fare un filmetto da aiutare più gente a capire come si va a dire j'aime quando non è mica una persona, ad esempio, in corso. E poi mi pare che, perché ho la fortuna di seguire, di avere appena come so che bruboni di radio a gente, avere di modo radio senza, come posso dire, decontracti, la dia in francese. Questo è di noi importante, perché forse caccia appena di obeso, di a lingua, tutto questo, non so se le buiuda. Imparare una lingua è qualcosa che un ciuccio può fare. Sono più foto che noi. Così che cominciamo. Ma quando siamo maggiori, ci sono tutti questi bloccami. Abbiamo paura di sbagliare, vergogna di sbagliare spesso. E anche di più per a gente cresciuta in Corsica che non parla mica la sua lingua come a me dice. Dunque, quindi è qualcosa che viene comunque l'affare di vergogna ce ne sortiamo per avere. E c'ho la cacciassi appena sta vergogna, sta paura di sbagliare e c'ho la pratica, perché quando abbiamo paura di cascare non avanziamo mica. Questo è giusto. Allora, giusto appunto, e sa scelta di cacciare appena di besa sa lingua gusti è una scelta che vede fatto allora bene. Se imposta appena poco a poco passo a passo, ma sono stato aiutato assai da mia compagna, da non so mica quasi 2 anni, che ha avuto quest'idea e abbiamo iniziato un hashtag che era Parla in corso, e il primo filmetto c'è stata una suitera, abbiamo doppiato l'abbonati, penso non so più, in 1 mese, 2 mesi, qualcosa così, hanno a TikTok, che TikTok è una piattaforma dove si vede appena di tutto, ma c'è maniera di sparta di tutto, è assai interattiva, e è stata una specie di laboratorio a un momento dato per provare a fare che non si poteva mica provare a Facebook, che è diventato dopo appena troppo serio per fare questo tipo di filmetto, penso, e poi dopo mi provo così, c'era una parola, allora mi domanda passe-moi le lunettes e dico no, parla in corso, se no non ti do mica. E dunque dammi le lunettes, no, dammi spicchietti per piacere. Questo piccolo coso che ho ispirato appena da Vita Udinca, filmato appena all'improvvisata, ha mostrato che la gente era interessata da questo tipo di contenuto. L'idea donc di cabo a 3 mesi o 6 mesi, in secondo il radio, o tempo di persone. Ci adattiamo al ritmo. Ma l'idea di quale sai, dove chi dice lui il radio, una capiscitura normale, e se incapacità di puoi scambiare con qualcuno, di dare una scorzata, come quali sono i scopi, se posso dire così? Allora, per il corso è più ristretto, in inglese c'era chi doveva passare il TOEIC per l'università, uso scopo professionale, ma in corso per la maggior parte, almeno 85% penso, lo scopo di poter parlare, tenere una conversazione come spiega spesso.
Stiamo sentendo una bella canzone, due cantatori, Fabrice Andreani e Jean-Vincent Servet, che hanno cantato questa canzone di Bogevento, scritta dalla Nui Emilio, dove mi parlava Marigeve in due professori che sono elevi, che sono di un liceo, Letizia Bonaparte e Inayac. Stiamo sentendo donc Fabrice Andreani e Jean-Vincent Servet e ci ritroviamo giusto dopo. Angiola pure fantina, io era un più bello fiore. Si andò quella mattina a fare buoni signori. Angiola mia, a ruina mi portasti, sto giorno dove non andasti. I diciamo e ne brancasti lo burretto. L'estate la rinfiarà e ristanca la montana. Ad oggi retta pisava sotto a quella sciapitana. E un roso traiore non trovai mai la stonda. E lo giovane signore bello di girava un tondo. Angiola mia, tu così non ricusasti, ad oggi vento ridasti a sto giorno. Chi la sua casa ti ingannò. Tra gardelline e un corpo, matrimonio non devo nascere. Pure un creaturo in corpo, un grado di tralascia. Sto ordine a festa in piazza, misurasti la doccia cura. Sposava una di razza, ricca e ceppo sicuro. Angiola mia, sa pistola che tu portasti, a di d'acciaio mi dasti, per un giorno fu la mia mano chiudo un po'. Fabrice Andreani, Jean-Vincent Servet, Azerva.
Voilà, donc aigo be quelli che ci hanno vidia, quelli che ci stanno assenti, forse la bonomica misura, ma ci ha sei mondo qui nello studio e tanto meglio. Allora, siamo torna con Stefano Bassadi di Omedo do SLT, la denteso sinawa, due professori sono quelli di Daiaciugo iso elevi, donc Marcello Jurevsiek e Bastiano Diapini, cosa saluto, buongiorno. Saluta a tutti. A ringraziare, e poi di noi si è mica quella di Solisoli, si è accompagnati da l'elevi, Lesia, Stella, Nadali, Luna e Olivia, insomma, sbaglio mica. Buongiorno a voi e noi. Buongiorno. Bon, siete qui in Bastia da voi un giorno, penso, insomma, sbaglio mica. Siete giunti. Allora, giusto appunto, Bastiano o Marcello, alla corte, chi fa durante tutta la settimana qui in Bastia, c'è un progetto pedagogico, penso, e siete al liceo Letizia Bonaparte, donc ringraziamo di noi quelli che hanno bussato che l'operazione si è potuta. Ecco. E allora, è un progetto che è nato a ouvido di nostre letture a noi prima, in quanto appassionati di letteratura di lingua corsa. E a odore noi, Marcello. E anche Marcello Audor, ma forse mica troppo logismonte, Marcello, ma è vero che a Nanta... Avvicinate do micro. A Nanta Logismonte, ci siamo visti che c'era una lunga tradizione di letteratura intorno alla città di Bastia. E noi ci siamo domandati perché mica di provità che ci siano autori che sono qui e che forse andano a scontrarli per parlare un po' di esopare. Donc, questa è l'idea di radio generale. Dopo queste idee, mi scuserei di amabilizzare i ligiani, giusto appunto, penso che per mettere tutto questo in onda è abbastanza difficile a mica, o si è fatta... Allora, difficile no, perché di fatti, come l'ha detto al momento Bastiano, nel quadro del nostro lavoro di programmi di educazione nazionali, in prima, in terminale di specialità, lavoriamo giusto appunto nella letteratura corsa. Vale a dire che autori qui di Pietro Luciani finalmente a Giacomo Thieri, storiamo. E era l'occasione giusto appunto di rimetterli tutti quanti in relazione per far capire che c'era un vero patrimonio, perché spesso quando si parla di letteratura corsa si pensa anzitutto a creazioni in lego un mondo paesano, a campagna, che da fossi da creazioni o piuttosto a tradizioni finalmente a creazione o anche puro riacquisto, e c'è tutto un aspetto da letteratura corsa che è smintegato in lego a città. Na Iacciu ho fatto si sta che questa lettura qui non esiste mica. Mica du tutto, quasi mica. Invece in Bastia c'è un patrimonio vecchio che ricordo del XIX secolo, in giro questa letteratura qui, era l'occasione di metterla di storiarla e di metterla in risalto. E come è possibile almanacca donc tutta questa settimana agostica, allora il programma mica non i dettagli, ma all'ingrosso come si da bassa è da scontrare la Udor e come si da bassa? Di previsto di scontrare giustamente l'opera che abbiamo studiato, dunque l'opera maggiore diciamo, dunque Giacomo Thieri intorno alla sua trilogia. Dunque sono venuti qui, ma sapendo appena dice radio ciò che è stato scritto e detto in Bastia, vuol dire se non Pier Giacomo Thieri, non sta Fontana d'Altea o Arcadia Marona, dunque sanno ciò che li so, ciò che li contano, e dunque l'idea è appena vogliamo fare con Marcello un po' di veramente di giornalismo letterario, infatti, perché mica piantare giusto l'idea di un studio, di un senso, ma dopo di pure veramente interrogare il creatore a Nanta di radio a nascita di Asobare. E con una ricchezza di puoi scontrare direttamente Bella Udor, penso che non ho conoscenza, agiranno forse più tardi, ma di scontrare quello che hai detto prima di vaso intervista, per arrivare a una parola giornalistica, giusto appunto, di qualcosa che abbiamo più che una fortuna. Sapendo che allora la letteratura corsa è una piccola letteratura, ma senza mettere un senso, senza sprezzare la parola, nel suo senso contrario, che ci permette a tempo di essere vicini, perché siamo una società da comunanza, la società corsa, dunque ci permette di avere relazioni dirette con l'autore, quando sono sempre vivi sicuramente, ne approfittiamo giusto appunto, dunque, e ci permette di contattarli, di sanare con Eddi e di ragionare in giro a opera, e rivengono a ciò che noi diciamo.
ciò che è interessante è di capire che questa ricchezza straordinaria della letteratura gorsa che ci permette di capire che la Corsica di noi non è mica solo la Corsica di campagna o di paesi, di noi la Corsica urbana, e c'è tutto questo paesaggio qui urbano che ci interessa, che noi andiamo a cercare a tempo nei pagine di l'opera che noi studiamo, e si pagine qui mettiamo un fin di conto in situazioni, per esempio quando andiamo a piazza San Nicolà, che mi intuata nel libro di Giacomo Tiero, vedremo un luogo. Quando noi parliamo del pontetto di Dalzetto, di Pescianguilo, il pontetto c'è sempre un carruggio, una stretta che si chiama così. C'è un'epoca di lavoro in questo momento. Vale a dire che sono luoghi che sono sempre qui e ci permette di illustrare, in fin di conto, di rendere vivo ciò che noi studiamo in scuola. Così, una domanda appena generale, conosci a Bastia o mica troppo Nadal, non so? Eravamo andati in qua amici così, ma è vero che non abbiamo mica fatto veramente il giro e soprattutto il giro letterario, infatti il lei in qua letteratura che si può trovare e rapporti in questa città. I vostri scolari, i liceani piuttosto, allora c'è lei che è in terminale, sono mi sbaglio mica, l'altro seguita di facile in prima, come si dice così. Ma allora hanno fatto una specialità di lingua corsa come è? Beh, qui l'ESI è in specialità, dunque l'ha scelta in prima, dunque la sua età in terminale, anche assai, dunque è cominciato, mi deve continuato, e l'altri sono in lingua 2, dunque hanno l'ore di corso che sono previsti nello sparti tempo. Ma è vero che specialità c'è una gara di studio di radio di lingua corsa in più che quelle che sono in lingua 2. Al di là di scontrare l'audore, di diverso lavoro pedagogico, che può dire come beneficio i liceani passando una settimana così in immersione, si può dire, in un quadro di un soggetto, e poi a un livello di lingua. Avete assai occasione di questo punto di poter scambiare con cliente, trovate che c'è questa possibilità sempre in Bastia? Giusto appunto, così mi detti l'occasione di ringraziare Lisandro De Zerbi che ci aiuta a morire, giusto appunto, che ci ricevi e che ci va a scontrare, giusto appunto per via di Lisandro abbiamo l'occasione di andare a avere un lavoro da scuola corsa, da scuola immersiva, e sapere che ci interessa morire, fa capire che il corso non è mica solo, perché spesso ciò che si sente è qualcosa che sarebbe richiuso in una sala di scuola o in un studio di emissione di radio, una lingua che è sempre viva e che si può pensare che c'è sempre una forma di prospettiva, una vena positiva per questa lingua qui. E abbiamo avuto l'occasione a rimane di avere zitti duci, italiani, 4 anni, ragionando in corso. E ciò che ci permette quantunque di tenere per prendere speranza per la vena, e ciò che permette anche ai giovanetti che conosco di capire che c'è una vena anche per una vena professionale. Per via della lingua, ecco. Di vanoso mischia di forse che la diventi in generale questa lingua urbana. Giusto appunto, l'idea è questa qui. E allora Stefano Bassani, vostro barre non ha fatto di studianti, liceani, accompagnati, affiancati dai suoi professori, di seguire. Simon dell'immersione può essere interessante di noi per l'imparare, questo può essere di sicuro interessante. Ciò che può fare con informazioni è una specie di immersioni, ma mentali, che per trovare un luogo in cui si parla. Quello che vuole imparare italiano va in Italia, e in ogni bottega si sente parlare italiano, televisione in italiano, in corsa è più difficile. Donc, qua ci ho trovato una maniera di creare questa specie di immersioni, ma di maniera mentale, in cui può essere i libri di Marcello Juresec, può essere le emissioni i podcast di RCFM, che utilizziamo spesso in quei studianti, le emissioni di Via Stelle, tutti questi. Sì, ma forse a un punto, Agostino, non domanda per più generale, ma personalmente si pensa che o si vede piuttosto che si montra forse deve cambiare appena l'idea generale che passiamo da un certo pessimismo, e non è mica passare per le ravi della crescita, ma comunque a un'idea appena più ottimista di bien do lavoro che è stato fatto già dall'anni da scuola pubblica, scuole bilingue, e che anche assai continua, perché questi decide a più bella boh, suo lavoro a fianco che si va a scuole immersive.
allora, penso che noi società, allora, da dei vostri barè, posto che siete provvisionali di terreno, da dei vostri barè, Bastiano? Io penso che giustamente, qui è un segno che c'è di radio a presenza di ogni generazione, dunque, per esempio, prima, come diceva Marcello, eravamo in contatto con questi giocarelli che pareli dirà il corso dirà di fare radio l'oggetto dello studio, ma era di nuovo la lingua di comunicazione. E noi ciò che noi volevamo fare giustamente con Marcello e come tutti gli altri colleghi di lingua corsa, quando avevamo i zitelli davanti a noi, non volevamo mica solo fargli imparare conoscenze in corso, ma di no andare al di là, fa che veramente questa lingua sia a lingua di comunicazione di tutti i giorni. Allora, ma sta sentendo una canzone dopo, abbiamo appena un lume perché per parlare di un bisivere mic, donc ma sta sentendo Yama Dialeggio, interessante la canzone per giusto appunto, per entrare già in una lingua. La obrade su cosa di canzone per entrare nell'imparare o manca appena per le vostre formazioni? Come spesso la risposta è dipende da canzone, perché ci sono bellissime canzoni con vocabolario di Nanzo, insomma, i mulateri mi piace assai, mi piace molto questa canzone, ma non si può mica utilizzare in quei principianti. Poi ci sono canzoni più facili, parlare, non c'è meglio che la canzone e parlare. È una porta d'entrata magnifica la canzone per la lingua, per i giovani oggi ci ne avremo basi tutti i giorni. Manca dilla. Manca dilla. Allora stiamo assai. Ecco pur giunta l'ora di confina, di avinduia, di avere stanca, di porta bandera, di bellissima latina, testimone Venezia e vi par carta bianca. Man di luce di seta, rigamato in canto, da una sibila vecchia che ti basta un parò. Saldò a me fortuna portando qui un canto, di me fatti guerrieri, uso cori in gumbò. Sto come scaduto e chiarietto nero, pro di Uriolo dissi meo allori, sto gustesse un altro di questa un mirallegro, che vinta turca rabbia vistini un megulori. Spaventoso mori, un vodo va vinici a sappedi d'alabastro. Ora sulla cagnina rispirutata, tu che fu la mia vita, lume vogo, lume astro. Sto moro scaduto e chiarietto nero, a pro di Uriolo dissi il mio all'origine, sto gustesse un altro di questa un mirallegro, che vinta curcia rabbia vissini un medulori. Moro, se mori, mi morgo, sto moro, se mori, mi morgo, e se mori io, mi morgo. L'idea
Ecco, Giancarlo Bappi, mica e Diamadialesi, bon, fa genunda, sarà esentere di Diamadialesi a prossima volta. Io direi, bene vade. Allora, ma abbiamo una telefonata, quella di nostro amico Filippo in Nizza. Filippo, buongiorno. Saluto Giancarlo, alle Celeste perché mi interessa i nostri amici che è assai interessante che legge. Allora, due questioni per i nostri amici, per M. Bassani prima, abbiamo capito che a sua maniera di imparare è piuttosto per i maggiori. Allora, vorrebbe dire, non so mica, ma potrebbe essere assai vedi che la sia impiegata a sta maniera per i zitelli che, da presa a me e per la dieta, che sono più aperti alla parera di una lingua. Questa per Bassani, e proprio per i nostri amici Bastiano e Matteo. Allora, Vili, sentiamo la risposta di Stefano, proprio fare da vostra domanda all'altro. Allora, è vero che è meglio, più giovane so, meglio è, ma ci vorrei cominciare da 0 a 3 anni. E qui ci sono i ciucciai che facciano un lavoro più adattato, perché noi lavoriamo a distanza. In cui scrivono, e mu pro, io faccio più di 10 anni che io pro, ma sino all'età di 15 anni, 16 anni è difficile di stare attenti in cui scrivono quando c'è mamma che dice devi pidare lezione di inglese, di corso un po' in prima lingua, e dunque perdiamo in efficacità. D'accordo. L'altra domanda, Filippo, che è l'altra domanda, non manca una domanda. Prima cosa, felicità ai nostri amici, soprattutto perché quando intervengono alla nostra emissione, in questa è una ona. E poi dopo può arrivare come la nuetta che a sapere Giancarlo, a lingua corsa per noi che siamo un continente, a lingua corsa si impara assai per cominciare con le canzoni. E mi ripeto, io quando abbiamo imparato capire il corso, ma per parlare dire appena ai figli, e abbiamo imparato quelle canzoni, e qualche volta mi ripeto, sempre, qualche volta cantavo le canzoni, certe parole non sappiamo cos'è che le vogliamo noi, e dopo con il tempo, piano piano, e così. Beh, di tutte le maniere, questi si un quadro di un lavoro pedagogico in giro e letteratura, bon, Bastia, cioè, non tu gol, ma sono sicuro che le canzoni in noi, ben obrate, Bastiano, penso che c'è una rembo che è assai interessante, come mezzo pedagogico la canzone, perché c'è un strumento piacevole che lo sia l'ascoltare. C'è sicuro, c'è anche dice radio l'aspetto musicale, c'è l'aspetto vocale, e forse chi suente, quando si parla di lingua corsa, il popolo è suentiliato alla canzone. Forse non conosce mica troppo la lingua, ma la canzone conosce. Dunque è sicuro che può essere un bel mezzo, penso, per imparare. Un bel arnese. Vi ringrazio a tutti e può continuare così. Ringrazio a voi, una bella giornata. A presto. A Begi. Allora continuiamo. Ma abbiamo un'altra telefonata che l'abbiamo, dunque ne approfittiamo. Maddalena è con noi. Maddalena, buongiorno. Salute Ianca, saluto a tutti i vostri invitati. Puoi salutare. Allora,
ringraziabile. C'è piacere di gente tutta sta gente, tutta sta gioventù, che abbiamo avuto il piacere di vedere hanno questo scontro naiaccio che abbiamo fatto, so si può ricordare. E questo abbiamo scontro tutta sta la gioventù su professore, dunque come si chiama? Monsieur Ciappini Bastiano, con tutti i suoi idei, e poi di noi abbiamo visto Paolo Antone e Michael, che tutta sta leva che ci fa veramente onore, che ci ha speranza. Allora, volevo domandare a Monsieur Bassani. Stefano, oggi basta la radio diventa monsieur, è normale. Perché mi scordo, scusate, io sono da Ribagnò, Becchetta. Allora, mi scordo i nomi. Stefano Bassani. E Bassani quanto un nome che ci parla. Vorrebbe sapere una garanzia con Andy Lisandro Bassani. Era meziono. Allora saluto la sua memoria. Ecco. E bon, monsieur, allora posso mica dite come la vibrare. Allora, così che volete dire, così avete un monumento, ci avrebbe a citarsi, e un mica passante lo parlare. Ecco, dunque lo saluto di noi. Vi ringrazio. E allora, sono talmente commossa. Gli beccio che li facciano su cambiamento, su scambio tra su Branaccio e su Tanaccio. E dico che su Zidelone che diceva che era difficile, che era appena pessimista. Natale. Ma aspettate, ho visto Radio Umani caso posso. Non posso che sentirlo. E dunque, lì che soelli di trovare un mezzo di va bene l'astri. Cioè che li si sbroglino che li diventino appena ambasciatori geremo di io a Reggio che dice in Caruggio si sente più tanto e questo la fa un gabadoglio che tutti l'arnesi vedo che ci ne di tutte le mamme ce la giunge a fare che questa lingua impadronisce che la sia attrattiva, non so se lo si può dire così, per tutta questa gioventù, e agli avvinisce perché c'è sicuramente niente. Allora la dico così, ai vecchi ci girano ben un po', scusate, ben un po' per calavrone o gulo. O stai bene. Noi diciamo così, e io dice radio a sapere la gioventù, vento un puppa e in cielo manco nulla. Mica Niuli, anche poi di Niuli, ma noi di Monuli, ma quantunque di Mogelo Neulato, dunque ci avviciniamo. Ci capiamo quantunque. Ma sicuro che ci capiamo, ma sicuro. Allora, forza a tutti e a ringraziare. Simonoghi vi ringraziamo per le parole che c'è da incoraggiare a giusto appunto. Sicuro che ce l'incoraggisce. A Bege. Bastiano o Marcello per i ligiani su via di Gusti perché c'era di non parlare di ringraziare le persone che si sono date dei rimeni che hanno capito di non usare che volia deva con questo viaggio appena pedagogico, donc penso che è normale di avere una avanzata per ringraziarli, sicuro. Ben sicuro, penso che sia non ci ha mica aiutato giustamente i contatti che facciamo tanta Bastia, perché diciamo che c'è un'amicizia tra Monte Cismonti e qui fa prosine che siamo in amicizia. Mi vogliamo lasciare? Forse avremo dopo. Ma di è segno che ho capito un nemico in campo da che non ci capiscono e dunque per ringraziare il primo ringrazio allora le modette ma ce l'ha detto Lisandro De Zerbi che ci ha accolto, chi ci ha tenuto in paparia durante questo giorno e chi ci ha permesso di noi di va su viaggio con a soggio che ne va tanto per terra e a tramandare la lingua chi pratica la lingua e dopo ci saranno di noi altre persone dunque forse ne ha di approfittare di sicura collettività che ci permettono di seguire o leggere o di letizia
E poi di noi tutta questa colta calorosa che abbiamo avuto, tutti i luoghi che ne siamo andati, tengo a riradia chi ci accoglie per mangiare, Gerard Rossi, poi in DAD andate pure a mangiare. C'è Anto Stagnara di noi che ci ha accolto a risere, che ci ha da supportare tutta la settimana, dunque tengo a ringraziarli. E poi di sicuro, dunque, famiglia di Zerbi, perché c'è Lisanne, ma c'è Giorgio di noi. Audore e Bastia. Voilà, se non possiamo, e d'altronde li preghiamo di ripiarsi, se non ci può accogliere, se non ci un po' mica. Pochi impremi, ma dunque Giorgio De Zerbi, forse anche Germana che avete, c'è Jocelyne Casta, Marci, aiutami, mi scordo. Mi scappa anche a me. Ci ringraziamo anche RCFM. E sicuro Giancarlo, dunque voilà. E gli auditori che ci supportano, perché non ci chiacchierano. Ecco. No, come ci avviciniamo di Avine, so che è importante di dare parola alla gioventù. Avete speranza per la lingua? Contate, non so, mica un combatto per la parola, non mica forse la parola che c'è, ma di va il più possibile per fare che la ridro è appena sobiata, o lesi, o Nadal, o... Beh, per me la lingua corsa è sempre viva, ma il fatto che la gioventù non parla più la lingua, per me ci vuole continuare a praticare la lingua, a imparare la lingua, e ben sicuro che i ciuci, i creatori, i giovanoci parlano corso con gli amici, a famiglia e anche a scuola che abbiamo visto a Rimani. Siamo andati a vedere giustamente con Lisandro De Zerbi a scuola. Scuola corsa, è una scuola immersiva. Ecco, e facci conto che piace, giusto appunto. Allora, mi scusi, Daiati, ma so che lei gira giusto appunto Maddalena a Udelevono, di diventare ambasciatore, forse di la parola appena pomposa, ma o manco di fare una pubblicità di lingua ai vostri amici. Speriamo comunque di fare qualcosa, di poter agire, di poter... penso che comunque va tu di parlare la prima, o cosa che ce la permette di fare qualcosa, poi in tutti i casi di provare di parlare, anche se è complicato perché c'è pochi gente che parlano dopo i primani, ma giustamente lo scopo sarebbe di imparare un po' in premio e pas da un risultato. Stefano, poi che ho brada assai a Redda Sociale, tutti i sarnesi gusti, diva di la lingua, allora la dia in francese la parola, perché non la conosco mica in corso, de la rendre tendance, perché forse di a Redda Sociale che di noi, a gente si esprime, ci sono quelli che hanno una certa influenza dall'altro, donc come va per aiutarsi di sarnesi gusti per renderla appena no tempo tendance, forse di un'idea scema di pensare così o no, che o trovare prima. E penso che ne parla a Minanzu, Marcello l'ha detto poco non mi pare, che ci ha trovato una maniera di interessare i giovani, donc di trovare ciò che si passa all'interesse sociale e di cercare a farla in corso, certi volte basta cercare a farla in corso, parlare in corso, un'infrasata, due parole che conosciamo, abituarsi a utilizzarli e di provare certi volte a tutti i starnesi moderni, tutti questi tendenze moderni che troviamo, si chiamano così, hanno TikTok, le trend. Trend in inglese viene a dire tendance. Donc, senza sapere. Ce n'è una, c'è questa specie di buzz, tutto il mondo parte di stesso tipo di filmetto, ne va arrivarci a sua maniera. So che va di noi, non dico che si avete un'influenza non tagliante, ma in tutti i casi, va tu essere presente, occupare un spazio e diciamo una farone drogo. E bon, io straggio quei trend in TikTok, ma certe volte è pro, certe volte ha funzionato e poi ci vuole riaprovare a fare di più.
Forse è qualcosa che ci vorrei pensare anche un dell'insegnamento tra virgolette classico, pubblico di allora non so se l'uso si andà a dobra e tecniche moderne, ma ci pensate, ci riflettite, intanto cercate di intellettualizzare appena tutto questo, dunque vuoi trovare di noi? D'altronde ciò che noi vediamo, perché ciò che noi vediamo qui per esempio è a prova che non cerchiamo a cacciare la lingua corsa da chiustra da sala di scuola, c'è sul primo punto qui. È vero. Ma secondo affare che la realtà è che campiamo in una società che è economista, nel senso che ciò che conta è la lingua del lavoro. Fin tanto che il corso non diventa mica un patronisce di questo mondo qui, c'è una difficoltà, perché si vede che la lingua ha una forma di successo attraverso il canto, per esempio. Ma pigliamo un modello di canto per far riescere la lingua, ma si può cantare la lingua senza parlare, sappiamo, conosciamo ne pochi così, La realtà è che fin tanto che il corso non trova mica a gozza per entrare nel mondo del lavoro, ci sarà difficoltà. C'è il primo punto qui. Il secondo punto, io mi avevo che pochi anni fa ero più pessimista che ciò che so oggi, perché mi avevo che più va più ci sono giovanotti, ma gente che francano i 30 anni, che sono in brama di lingua. Perché sono in brama di lingua? Perché si pongono la domanda della sua identità di sapere quali sono. Ecco. E la lingua è la chiave che permette di rispondere a questa domanda qui, spesso. E sono gente qui che voltano e che domandano. Se voi sapeste la gente che mi domandano a me lezioni di corso, gente che stanno tra 25 e 30 anni. Ecco, dunque, sono anche stampa pessimista. È difficile, combattiamo. Ma cioè sempre a scombattere, in questa maniera, sempre a straigare. Chi siamo sempre vivi. Io non ci sarà più nulla, Non interessante, poi ho avuto chi si sempre giovane, dice radio, donc dei gesti di vassagarire dell'insegnamento. Vuoi dire che io sono qui? No, avete già la vostra esperienza, poi no, ma con affari gabelli, no, di piuttosto come concepi il vostro mestiere di un modo appena nuovo, per tenere sempre a viacolare radio di speranza, ci riflettete di fando così, portando i vostri scolari fuori di un liceo, avendo altre idee, forse. Io penso che la bene di nostra materia, dell'insegnamento di nostra materia, che è la nostra materia, ma di noi la nostra lingua, di nostro campo, dunque comunichiamo, fin così, dunque c'è di noi un rapporto un po' differente, finché noi abbiamo questa lingua che è il nostro stantabane, ma è vero che ci tocca anche noi a innovare, a portare la lingua verso arnesi nuovi, arnesi virtuali, e io penso che la bene della lingua corsa e di uso insegnamenti è veramente copiare con ciò che è la società, dunque quella di virtuale, come lo diceva dunque Stefano, dunque cercare veramente di adattarsi a un mondo rude. Avete qualche cifro di quelli che hanno seguito le vostre formazioni e oggi sono in capacità di si sbrogliano avanti di radio in lingua e che di noi forse che su cifro gusti, su numero gusti, dà di noi speranza che avanziamo, cerchiamo di avanzare. Oggi, a quanto ne avete formati, voi? È difficile a dire. Veramente le statistiche non le mica così bravo con l'informatica. Pare certe volte che mi sbroglio, ma con il telefonino, con i reti sociali, mica con le statistiche. Dunque è difficile a dire, ma sappiamo che tutte le guide che mettono un metodo in pratica riescono a pervenire allo scopo. C'è questo esempio qui di una ritirata che voleva imparare, era nel 2016, che era italiana, no, era formatore di professore di francese, dunque la sua passione era la lingua francese, mi spiega tutta la struttura di francese e voleva imparare italiano, ma era cresciuto in Napoli.
Donc, dici, quando parlo italiano mi dici una mica così che ce l'ha di. Donc, c'era questa specie di... mi ha fatto pensare, era non su di che io cominciassi a insegnare un corso, mi ha fatto pensare alla stessa problematica che descriviamo spesso qui. E rivedi ad esempio, suppongo, a come adattare, a fare il meglio possibile, progetti su senso gusti ne avete pieno gabo o pienamente bene, ce la continua non sta su solco gusti? L'idea ci sono, ma dopo c'è il tempo di concretizzarle. Ma voilà, ma sempre in dell'idea di serve, di andare più lontano, di serve la lingua, di arricchiscere informazioni, che all'inizio c'era solo una formazione digitale, ora ce n'è due, ce n'è una terza che avvena quest'anno, quando potremo finire tutto questo, perché c'è un lato informatico che è appena difficile da finire, da concretizzare tutto. Ci sono tutte novità che si è scritto a livello di podcast. Ce n'è ad esempio Brandon Andreani con ne faceva amica quando abbiamo cominciato, dopo abbiamo messo navigando a web a l'idea di cose che si possono ascoltare in corso. Donc è di andare sempre più lontano per rispondere ai bisogni dei enti, che c'è un'evoluzione nei bisogni. Cioè, all'inizio il tempo d'attenzione dai enti era appena più largo, i primi filmetti erano 20 minuti, oggi non si può più fare. E perché così... tutto va fuori, cioè di nuovo adattarsi a maniere nuove. Se vuoi pensare che forse stanno bene da qualche mese riceverete come l'Igeani Bastiaci e cercare di fare scambi, perché è interessante di scambiare con quelli uvora, con quelli di stranieri, questo è ma di noi di conoscere, sì, allora c'è l'università più tardi che partecipa a Sumisco, a si scontri questi, ma già prima di unire all'università, perché mica pensa di mischiare gente, i idee di anni. Sicuro. È persuaso, faccia piacere. Allora, con la giunula contro i Bastiaci, fa le mudette, dunque sicuro siamo no, ma l'idea di uno scontro, no, va ben sicuro che siamo pronti a fare ricevere se lo già un progetto da retto che è in anno che può essere interessante, perché mica fa un scambio, come diceva, non ne manca un inciampo, né per franca né pas la lingua, dunque sicuro che la si può dare a fare. Allora, vi lascio la parola a Yavi, non so se avete qualcosa a dire o prima di lasciarci in conclusione, non so, Marcello... Abbiamo un teso bogo, Là che parlare chi la bene sei tu, come lo dici già canzone. Grazie di aver lasciato. È un piacere, so che vi ringrazio perché vi siete spiazzati qui e francamente ci tocca a noi e poi di noi quelli che ci stanno assente, perché c'è mica solo chi RCFM di idea ostra, di veramente una famiglia, una comunanza di radio, dunque il piacere penso che è veramente per tutto. E poi farci piacere di noi di poter spartire i nostri i nostri conoscenze, non so come che siete. Ma siete per imparare di noi, quel che è magnifico. E poi i nostri idee politiche di noi par rapport alla lingua e par rapport alla nostra esperienza. E dunque, ecco, donc grazie per tutto. Allora, je mi metto in condizione, a dire, io sono qui, sono d'amico, ma sono mica interessato dalla lingua. Tagliai, la lingua, bon. Allora, dimmi qualcosa che per la mia voglia, ma io parlo al corso. Questa situazione, è conosciamo morto. Giustamente, allora, tu l'entrenare, che tu la rispondi a... Ma io parti di la gente ci pone una questione, a chi ti da serve, infatti, è abbastanza triste. Ma io la maggior parte del tempo dico che c'è l'idea politica che non è mica normale che una cultura se ne muore così e poi c'è di noi anche per interesse ci sono comunque parecchi mestieri che non si conoscono mica e che si può trovare passando per corti anche
così i rapporti in quella lingua. E forse che se lui era se la lingua era riconosciuta, ad esempio per avere accesso a un lavoro che ce l'aveva, esiste già penso un livello, si parla di livello B2 eccetera, forse che ci sarebbe una domanda in più, no, sicuramente ciò che non dice Mansour, che cioè dentro nel mondo del lavoro, ma io giusto una piccola cacciata, allora spiccera, ogni volta che con che siamo in domanda a chi ti ho la lingua corsa, io rispondo e faccio, a me mi serve a essa. Penso che c'è va, giusto appunto. Allora, lunga e bella strada giurida, successo, divisa di successo nella vostra vita personale e poi di noi professionale, lunga e bella strada giurida a voi, noi Stefano Bassani, e vi ringrazio di torno. Donc, méthode SLT, andate dans internet, troverete gli insegnamenti e poi vi potremo seguire dans ta rete sociale, donc TikTok, Instagram, Facebook e YouTube, noi c'è una bug di video. Bastiano, forse alla prossima, poi ci sentiremo forse per telefono, noi, no? All'accordo c'è un progetto di scrittura, Marcello, così perché dopo... C'è un romanzo Nanda. Bon, sarà l'occasione di ricevere donna in dell'emissione. A dire ringrazio Dume Murad, a dire ringrazio Romain Bernardini, Julie Nigoli, us aiuta al telefono, a dire ringrazio di nuovo a Nicola Di Giacomi per la regia e tutte le squadre di Basta Prod il resto dell'emissione, soprattutto un montame. Vi prego una bella fine giornata e poi a trovarci un'altra volta si Dio vuole.